Buonasera, bentrovati all'appuntamento del martedì sera in rigorosa diretta dalle 19.30 alle 20.30 con ovviamente avete già il titolo alle mie spalle, il sindaco risponde, e ovviamente non c'è il sindaco in questa serata, dalla prossima ci sarà, però c'è un degno sostituto che è il vice sindaco Andrea Michalizzi, che lo saluto. Buonasera vice sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. La prima domanda, anzi facciamo così, i numeri per interagire con noi, per telefonare il numero è 049 80 77753, per i messaggi 345 33 41171, per l'email sindaco risponde @gruppotv7.com, e siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete interagire anche con quella piattaforma. Come va vice sindaco, anzi così, in generale come va in questo momentaccio? Insomma, è un periodo non facile perché la situazione, come dire, economica difficile, l'incertezza economica grava anche sui comuni, l'effetto crisi, e quindi vale sia per la condizione sociale dei nostri cittadini, insomma, che sentono il peso di una difficoltà, almeno alcune fasce economiche, quindi siamo impegnati su questo fronte. L'altro è quello invece rispetto ai lavori, e quindi il caro materiali, la crisi del mercato, delle ditte che si occupano di lavori, di edifici, sia le forniture ma anche la difficoltà delle aziende stesse, insomma si fa sentire anche sul nostro lavoro. La vedo molto stanca, perché si lavora no, insomma... per questo motivo no, nel ragionamento che fa la vedo stanca, perché è un momento impegnativo, e quindi allora, ci sta. Questo è vero, e va trasmessa anche questa cosa, perché stiamo lavorando per fare in modo che, come nel lockdown, che la città non si fermi, questo per certi versi ha rotto le scatole questa storia della curva, anche quello ovviamente grava sulla modalità anche di lavoro. Noi, come già detto in altre trasmissioni, insomma, siamo a disposizione della magistratura, vogliamo che si faccia chiarezza il prima possibile, siamo vicini ovviamente a Sergio Giordani, a Diego Bonavina, siamo sicuri che loro hanno sempre agito nell'interesse della città e che si farà chiarezza. Ieri è stato un bel momento in Consiglio Comunale da questo punto di vista. Però stavo dicendo, stiamo lavorando quotidianamente sui cantieri, penso io per la parte di lavori pubblici, ma anche i miei colleghi per quello che li riguarda, perché la situazione di crisi magari può rallentare qualche lavoro, perché oggi una fornitura di materiale elettrico per l'illuminazione vuole 90 giorni. Vabbè, io voglio tranquillizzarlo un po', perché questa è una... Però noi non abbiamo opere a rischio, abbiamo magari opere un po' più a rilento, e quindi insomma questo va spiegato anche ai cittadini, non è inerzia. Prima di iniziare tutto il papiro di domande, immagino anche domande che arriveranno, cerco di un po' stemperare ovviamente questo momento. La sua assistente ha preso le piantine giuste, oppure ancora quelle che non funzionano, le ha prese giuste? Allora, mi ha mandato... Io ricordo 15 giorni fa che aveva preso, era arrabbiata, non ricordo bene il motivo. L'avevamo chiamata e stava acquistando delle piante. Sì. Esatto, poi mi ha mandato più tardi la foto della pianta che ha acquistato. È rimasta soddisfatta, insomma. Non mi ricordo la specie che ha acquistato, però insomma era contenta. Adesso vediamo quanto dura. Vabbè, ma questo è importante, perché così uno, quando ha una pianta nuova che funziona, che è anche bello nel vederla... A casa mia non durano tanto perché non siamo mai in casa. Ma non siete amanti del verde, quindi? No, siamo amanti del verde, per carità. Il giardino è bellissimo, ma le case, le piante dentro fanno fatica. Fanno fatica a vivere. Se non ci siete, per forza è buio così. Vabbè, allora cominciamo invece i ragionamenti più importanti per i cittadini padovani. È una bella notizia questa, perché per i monopattini è allo studio con i responsabili delle ditte che hanno in gestione i monopattini e le bici a flusso libero la modalità per sanzionare e multare chi si comporta in maniera ovviamente non esemplare, usiamo questo termine. Quindi cosa sarebbe questa modalità? Questo è un tema che riguarda Padova, ma tutte le città che stanno usufruendo di questi servizi, che hanno aumentato la mobilità pubblica, la mobilità elettrica,
perché molte bici sono elettriche, i monopattini sono tutti elettrici e quindi questo migliora lo spostamento, però sta creando del disordine sul quale bisogna intervenire di concerto con le ditte. Oggi gli assessori Ragona e Bonavina sono stati con i responsabili della ditta in giro per la città di Padova e hanno voluto, come dire, osservare di persona e verificare i casi che si manifestano. Non sono tanti gli episodi di inciviltà, ma quelli che ci sono danno tremendamente fastidio ed è vero, perché poi un monopattino messo in mezzo al marciapiede è un ostacolo per una persona anziana, un disabile, una macchina che deve far manovra se il monopattino è messo quasi in mezzo alla strada. E abbiamo chiesto alle ditte di fare una stretta alla società che ci gestisce questo servizio, una stretta perché tutti i mezzi sono geolocalizzati. E quando poi vengono parcheggiati vengono fotografati e quindi adesso ci deve essere maggior rispondenza al fatto che se c'è un comportamento sbagliato deve essere punito col sistema di tariffazione che questi strumenti hanno o risalendo alla persona. Ma apro una parentesi, sono stato 3 giorni alla 3 giorni dell'ANCI che hanno fatto a Bergamo, è stata un'occasione per tanti sindaci e amministratori anche per dialogare con tante ditte e società che forniscono servizi. Ho visto che si sta affinando anche il mercato in questo senso e quindi di società che danno premialità anche a chi poi parcheggia nei posti consentiti, individuati come posti buoni. Premialità nel senso che la corsa costa molto meno. Ecco, dobbiamo, come dire, usufruire un servizio che sta portando dei vantaggi, ma dobbiamo limare quelli che sono poi invece i disagi, insomma, dati, spiace dirlo, alle volte dall'inciviltà delle persone, perché cosa ci vuole a mettere a posto un monopattino e a metterlo a parcheggiarlo in modo corretto? Certo, ma se magari un ragazzo giovane che va a bere qualcosa, beve una birra in più, lo butta lì, maleducatamente, correttamente come è giusto che venga sanzionato. Esattamente, quindi in questo noi siamo stati categorici. Trovate tutti i sistemi, visto che i mezzi sono geolocalizzati, per una stretta. Hanno la carta di credito e la geolocalizzazione. Una tariffa che, come dire, punisca chi parcheggia male e premi chi parcheggia bene. Certo, senta, vice sindaco Michalizzi, la settimana scorsa non c'era appunto per il motivo che ha appena citato lei, perché era al convegno di Bergamo dell'ANCI e c'era Antonio Bressa, l'assessore Antonio Bressa, e abbiamo parlato che del maltempo che proprio era in quei giorni lì e il bacino di laminazione ha iniziato a funzionare, quindi le cose sono andate, anche se la pioggia non è stata ovviamente una bomba d'acqua come si definiscono queste situazioni, però diciamo che è andata bene come prima pioggia importante. Sì, io ho voluto testare il bacino di laminazione su un evento atmosferico che era stato annunciato come un evento piuttosto intenso. Ha piovuto molto e, consentitemi, per fortuna, perché noi sono mesi che stiamo patendo una siccità, lo vediamo nei nostri canali, nei nostri fiumi, dove il problema del nostro territorio adesso è la mancanza di acqua. Siamo oltre all'80% in meno delle portate d'acqua dei nostri corsi che toccano, che scorrono sulla città. Quindi ben venga anche questo un po' di pioggia, però insomma eravamo preparati anche a un evento che poteva creare qualche disagio. Abbiamo voluto collegare il bacino di laminazione in modo da testarlo. Ha ragione lei, questi non sono gli eventi atmosferici che ci mettono in ginocchio, perché noi portate d'acqua come quelle che abbiamo visto la scorsa settimana le possiamo reggere anche per giorni. Perché sono portate alte ma in unità di tempo molto lunghe, cioè piovono 80-100 cm ma in una giornata quelli riusciamo a smaltirli. Il problema sono le cosiddette bombe d'acqua, quando gli 80 cm cadono in 20 minuti e allora ti mettono in difficoltà. Non so se abbiamo l'immagine, Elisabetta o in regia Marco Claudio, del bacino di laminazione. Le faccio una domanda che mi incuriosisce da ignorante quale sono su questa cosa. L'acqua, il bacino è più alto o più basso della strada dove arriva l'acqua? La prima domanda. Di conseguenza, per fare defluire l'acqua che dovrebbe allagare le zone dove voi
pensavate o pensate ciò possa contenere? Arrivano con una pompa lì oppure è in discesa? Non ho mai capito perché ci passo tutti i giorni, è una curiosità mia, quindi la prendo come tale. L'acqua che raccoglie il bacino non è l'acqua che arriva dalle zone, come dire, dall'area circostante o dalla strada, quindi il tema di gravità e dipendenze non va misurato su quello. Il bacino di laminazione è collegato con il sistema di canalizzazione della zona ovest della città, Brusegana, Chiesa Nuova, che tra l'altro è una delle zone più fragili dove dobbiamo lavorare. Ma come fa ad arrivare l'acqua lì? Attraverso il sistema di canalizzazioni sotto, quindi le tubature. Ma ecco la domanda, mi scusi se la interrompere per capire. Le tubature sono più basse del bacino di laminazione, quindi per fare defluire l'acqua nel bacino ci vogliono le pompe, oppure è tutto in discesa e quindi diventa automatico? È un sistema misto da questo punto di vista, poi però le tubature si vedono e sono sopra il pelo del bacino, cioè come dire, della base, del fondo del bacino di laminazione, che si è riempito. Come funziona un bacino di laminazione? È una sorta di buca, una grande vasca, ovviamente una buca organizzata in modo ingegneristico, e che serve a convogliare un certo quantitativo di acqua, oltre 8.000 metri cubi nel caso del bacino di laminazione Brusegana. Le tubature, quando piove, uno dei problemi che abbiamo in quella zona lì è che le tubature non sopportano, non reggono i grandi quantitativi nella piccola unità di tempo e quindi si riempiono in occasione di bombe d'acqua. Facciamo un esempio a casa, che siamo abituati a vedere a casa. Se noi abbiamo una bottiglia che vogliamo riempire con l'imbuto e apriamo il rubinetto, se lo apriamo piano noi riempiamo la bottiglia in modo, come dire, normale. Se apriamo il rubinetto al massimo, invece vediamo che l'imbuto straripa, straborda e l'acqua esce fuori. Le nostre tubature funzionano più o meno allo stesso modo. Se arriva l'acqua che è arrivata la settimana scorsa, è come quando noi apriamo il rubinetto piano e quindi abbiamo voglia di far passare, abbiamo modo di far passare l'acqua per le nostre tubature, insomma, e il sistema ha funzionato. Se invece apriamo il rubinetto al massimo e quindi sborda, è come quando abbiamo le bombe d'acqua. In quel caso le tubature si riempiono e non avendo più spazio, non avendo più modo per far defluire l'acqua sale sul livello della strada e quindi va ad occupare i marciapiedi o gli usci di casa o dei negozi che sono a livello strada, perché l'acqua aumenta, come il nostro imbuto. Certo, domanda Andrea Michalizzi, lì per vedere veramente se tutto funziona, se quei bacini hanno un'utilità importante, bisogna... Non sarebbe il caso, bisognerà vedere quando arriva la prima vera bomba d'acqua. Però oggi era importante, cioè questa settimana era importante, come dire, un primo test in situazione più controllata, più morbida. Quindi il bacino cosa fa? Entra in funzione e raccoglie le acque dalle tubature in modo tale che le tubature invece quando si riempiono vengono svuotate nel bacino di laminazione, le tubature così restano libere e l'acqua dai tombini può defluire. Cioè, no, non riuscivo a capire passando di là se appunto ma me l'ha spiegato. Quindi il bacino di laminazione, la buca, la vasca, viene riempita non tanto dall'acqua che scende nelle zone circostanti o che gli piove sopra, ma del sistema di canalizzazione che si svuota utilizzando quel bacino. Quel metodo lì, certo, va bene. Allora abbiamo capito che funziona, dunque speriamo non venga mai, non arrivi mai, anzi siamo vicini ovviamente. Ecco, l'acqua ha fatto i movimenti giusti, cioè nel senso che dalle tubature confluite per di là e poi noi piano la smaltiamo. E colgo l'occasione anche per ricordare, noi siamo vicini ovviamente a quello che è successo agli abitanti di Ischia che hanno perso dei concittadini, ovviamente ci dispiace moltissimo, quindi era giusto ricordare anche questo evento. Vede Michalizzi, lei proprio lavora in questo nelle infrastrutture. Tutti noi quando andiamo specialmente in montagna più che al mare, io mi chiedo e mi sono sempre chiesto certe abitazioni, certe costruzioni come hanno fatto a costruirle lì, le vedi proprio sul ciglio della montagna, proprio su un crostone, non so più quale, basta andare nelle Dolomiti qui vicino, nella strada che va da Bassano per andare su, le vedi proprio, e mi dico sempre, ma se succede qualche disastro lì, perché prima o dopo può succedere, non hanno messo in preventivo questo, dicasi anche nei Colli Ugani, già un po' diverso, però
io quella montagna di Ischia l'ho vista, non è proprio che sia ripida, è molto dolce, quindi, però è franata e quindi può franare anche qui qualcosa. E nessuno mette in preventivo questo, chi ha costruito, cioè la costruzione selvaggia è stata fatta proprio qui in Italia in maniera proprio... Sì, perché il nostro è un territorio fragile sotto questo punto di vista. E poi un territorio viene costruito nei decenni, nei secoli a volte, ma insomma nei decenni stiamo con questa unità di misura, e noi ereditiamo anche urbanizzazioni che non sono state realizzate con i criteri di sicurezza. Sì, però bisogna avere coraggio di sistemarle, queste che sono state ricevute in anni passati, come esempio Ischia, come esempio l'albergo dove è crollato con la neve. Noi abbiamo la fortuna che siamo in pianura, ecco, quindi, e abbiamo un sistema soprattutto di difesa idraulica che è molto avanzato. Quando c'è stata la piena del Bacchiglione, per esempio nel 2010, io ero assessore e mi occupavo di questa tematica, Vicenza ha avuto problemi molto più grossi rispetto a Padova, e poi la rotta è stata al di là di Padova. Adesso sono anche situazioni, come dire, che dipendono poi da tanti fattori. A Roncaglia è uscito... A Rio, esattamente, quindi dopo il confine padovano. Padova ha avuto la fortuna, i padovani sono tra le tante cose conosciuti come grandi costruttori di argini, e in effetti se noi guardiamo la nostra città da Google Maps vediamo che è circondata da un sistema di canali che tengono in relazione i nostri due fiumi, il Bacchiglione a sud e il Brenta a nord, ma poi fra il Piovego, il San Gregorio a Camin Terranegra e il Brentella dalla parte di Brusegana, noi abbiamo un anello fluviale che ci consente di poter gestire al meglio uno dei rischi più grossi che ha il nostro territorio, che è quello del rischio idraulico. È peccato che una volta un sindaco padovano ha tombinato Padova perché sarebbe stata la piccola Venezia. Insomma, vabbè, storie del passato. E una volta infatti Padova si allagava nel centro? Sì, però Padova era... Io vorrei rivedere Riviera, la Riviera con il canale, vabbè, vorrei rivedere Sarebbe quella bello. Io ho un quadro in ufficio, è disegnato a mano, della Padova di allora. Vorrei rivederla, vabbè, succede anche questo. Un giorno. No, vorrei vederla Padova proprio in attualità. Va bene, sono state accese le luci, come sta andando? Le luci di Natale intendo, ovviamente. Beh, questo è un bel segnale anche di normalità, insomma, Padova che si avvicina alle feste, e l'assessore Bressa si sta occupando con grande, come dire, impegno su questo versante, e quindi riproponiamo sia un allestimento natalizio nelle strade del centro storico, perché ovviamente insomma il centro sarà poi visitato da tantissimi padovani e turisti, ma anche nei quartieri in collaborazione con le associazioni territoriali, le associazioni di quartieri, le associazioni di commercianti, e quindi in alcune piazzette di quartiere, in alcune strade di quartiere, anche lì le luminarie, insomma, con una parte di investimento privato e una parte di investimento pubblico, insomma un contributo pubblico, e avremo, diciamo, la nostra atmosfera e iniziative di Natale. Natalizia. Quest'anno, per, diciamo, allinearci anche a un criterio di risparmio energetico, le luminarie saranno chiuse a mezzanotte anziché alle 2, quindi terremo 2 ore in meno le luci accese. Non ci priviamo dell'atmosfera del Natale, ma insomma... Anche perché di questo periodo, tranne il weekend, sabato, venerdì sera, sabato, gli altri giorni a mezzanotte la gente va già a letto prestino. Non è che... insomma, non siamo una città latina da questo punto di vista. No, da questo punto di vista no, però con l'università... Esatto, stavo dicendo anch'io, tranne alcuni quartieri che vivono dell'università, però stiamo avendo un fenomeno che, guardi, a me riempie di gioia, anche un po' di orgoglio. Noi stiamo vedendo un aumento di turisti nella nostra città, un turismo
da tante parti d'Europa e del mondo che non abbiamo mai visto prima. L'Urspicta, ma le tante iniziative culturali, e poi io aggiungo anche la capacità dei padovani nelle loro attività imprenditoriali, penso ai ristoranti e alle attività, come dire, commerciali, di fare accoglienza. Padova è una città che dai turisti viene percepita come una città bella, dove si sta bene, una città che ha anche una bella qualità della vita, e diventa una fonte anche che dà centralità ma anche reddito a Padova, e penso che ci inorgoglisce tutti, perché la gente che si ferma qui e che viene a Padova a vederla perché le piace, e le nostre piazze, i nostri siti storici, i monumenti. E più arriva qualche soldino in più, che non fa mai male. Quello non fa mai male, perché tiene in piedi la nostra economia locale. Certo. È vero che premia più il centro, perché poi sono quelli i siti che vengono visitati, però una ricchezza che può essere ridistribuita, insomma. In tutte le città viene premiato il centro. Sì, infatti, stavo dicendo un'ovvietà, però insomma... ecco, è un bel dato questo, è un bel dato. Va bene, andiamo in pubblicità, rimanete con noi, e tra poco.